Più investimenti e una maggiore integrazione della Regione Veneto alla spesa sociosanitaria. Lo chiede la CGIL regionale dopo un'analisi fra gli obiettivi dichiarati dal piano sociosanitario e lo stato effettivo di strutture e servizi. E la preoccupazione sta nello scarto che c'è fra gli obiettivi e le finalità dichiarate e la loro realizzazione. Lo abbiamo visto nel vecchio piano. Il vecchio piano anch'esso aveva finalità e obiettivi positivi, ma è stato realizzato in modo incompiuto, soprattutto per quanto riguarda la filiera dell'assistenza territoriale. Si diceva meno ospedale, più territorio, è stata fatta la prima parte, la seconda non è stata compiuta come si doveva. Sugli investimenti come siamo messi invece? E quella preoccupazione vale anche per il presente, perché si indicano una serie di interventi organizzativi, di interventi gestionali, di gestione integrata dei servizi, di valorizzazione dell'integrazione sociosanitaria, di piena realizzazione della filiera territoriale dell'assistenza, ma ad invarianza di spesa zero. Noi diciamo che per realizzare quegli obiettivi lì servono risorse integrative anche a carico del bilancio regionale e serve un piano straordinario di assunzioni per incrementare gli organici e soprattutto per ripristinare le professionalità che sono indispensabili. E oramai è evidente che ci sono delle carenze strutturali, parlo dei medici specialisti, parlo dei medici di medicina generale, parlo di tante figure professionali specifiche. L'inserimento, se vogliamo, un po' anticipato degli specializzandi potrebbe in qualche modo risolvere questa situazione? Sarebbe un percorso che va nella direzione giusta, che va nella direzione di recuperare quelle professionalità che mancano. Noi pensiamo anche che un piano debba essere corredato anche da un cronoprogramma preciso. Le chiedo un ultimo punto importante, credo, super ticket e anche i tempi di liste d'attesa. Anche qui è il punto della garanzia dell'accesso universale alle prestazioni di cura e di assistenza e impatta fortemente con due elementi. Uno è il costo della compartecipazione, l'altro è le liste d'attesa. Sul costo di compartecipazione noi diciamo non si può più procrastinare un intervento che è indispensabile, che da tempo sollecitiamo, che è l'eliminazione del super ticket. Non è sufficiente da solo, però è un primo passo importante per ridare la possibilità a molti cittadini che non riescono più a sostenere quelle spese per poter recuperarli e reinserirli. L'altro è quello delle liste d'attesa, i provvedimenti che lo stesso piano indica di gestione e di riduzione delle liste d'attesa vanno attuati urgentemente, non solo scritti sulla carta, perché altrimenti si verifica il paradosso che molti, sia dal punto di vista dei costi della prestazione, sia dal punto di vista dei tempi per accedere, trovano più conveniente andare nelle strutture private convenzionate e questo a scapito del sistema sanitario pubblico.